Buongiorno ai lettori di Manano Informa e agli ascoltatori di Radio TQL. Questa mattina siamo a Salice, vicino alla scuola media, dove tra un po' si svolgerà un'importante conferenza dal titolo Dipendenza dove finisce il gioco. Una conferenza che ha per oggetto una tematica, una problematica importante, ossia la dipendenza da internet in tutte le sue sfaccettature. Con noi il dirigente dell'Istituto Comprensivo, il dottor Nico Albano. A lui una domanda per Manano Informa: perché oggi è importante parlare di dipendenza da internet? E poi perché la società comunque si evolve sempre continuamente e si evolve principalmente da dei mezzi informatici. Questi mezzi informatici che sono accattivanti per i ragazzi perché spaziano ovviamente in queste situazioni ovviamente i ragazzi devono saper discernere benissimo quello che vanno a cercare, cioè il mondo verso cui loro siamo. Ovviamente in questi mondi, in tutti i mondi ci sono delle cose e dobbiamo evitare appunto questi problemi. Noi la ringraziamo ovviamente il dirigente per aver voluto ospitare questo convegno questa mattina. Non possiamo fare altro che farle gli auguri per quella che è l'attività che quotidianamente svolge all'interno della scuola, un'attività educativa importante. Il dirigente forse più di altri è la persona che più di tutti è a contatto con i ragazzi, con le loro problematiche, con le loro difficoltà, che certamente li conosce e certamente insomma il suo lavoro è meritevole. Speriamo di ottenere buoni risultati perché il nostro impegno è tanto e speriamo che anche loro comprendono quello che noi vogliamo loro insegnare. Vogliamo che loro si immettano nel mondo del vivere quotidiano essendo pronti a discernere ciò che è buono e ciò che è buono. Ovviamente tutti i mezzi informatici sono buoni perché facciamo un buon uso, diventano cattivi quando non sappiamo più discernere del bene che è. Grazie a voi. Grazie dirigente e buon lavoro. Tra i promotori della conferenza di questa mattina anche l'istituzione comunale. Qui con me l'assessore Margherita Damone, l'assessore ai servizi sociali, e l'assessore Alessandro Ruggeri, assessore alla cultura per il Comune di Salice. Assessori, una battuta per voi, per quelli che sono i lavori che stanno svolgersi questa mattina. Perché è importante che anche l'istituzione comunale entri nel dibattito delle problematiche della dipendenza? L'amministrazione comunale ha il dovere di interagire con le altre istituzioni come possono essere quelle scolastiche per sensibilizzare e per informare, per rendere noto quelle che sono le problematiche che attanagliano un po' la nostra società. Oggi, grazie anche all'aiuto di un'associazione importantissima per il territorio salicese come AMA, abbiamo la possibilità di entrare a fondo in problematiche attraverso l'ausilio di personalità che hanno una preparazione tecnica e che quindi ci possono meglio chiarire quelle che sono le problematiche della società attuale. Quindi speriamo che si riesca a seguito di questo incontro acculturare da quel punto di vista, cioè siamo in grado di essere maggiormente preparati anche nei confronti dei nostri figli e di coloro che non sono oggi presenti per cercare di affrontare quelle che sono le insidie della società attuale. Speriamo che riusciremo in questo incontro. Grazie assessore. Come assessore alle politiche sociali non possiamo che accogliere con orgoglio e con soddisfazione l'organizzazione di queste manifestazioni così importanti, di questi incontri, dibattiti che avvengono poi principalmente all'interno delle dinamiche scolastiche per coinvolgere in particolar modo gli utenti, ovvero i ragazzi e gli adolescenti che sono colpiti da problematiche e da dipendenze dal gioco, di abuso di videogiochi e quant'altro. Quindi noi siamo qui oggi per dare un messaggio, per sensibilizzare i ragazzi a non incorrere talvolta a problematiche serie. Prendo anche dallo spunto dell'assessore, mia collega assessore Damone, ringraziamo anche il vostro operato. Manano Informa negli ultimi tempi, ma non solo, si sta dimostrando molto sensibile all'informazione e alle problematiche che cerchiamo di trattare nel nostro paese. Quindi grazie per esserci, grazie a tutto quello che fate, gratuitamente, lo sottolineiamo, per l'impegno che profondete per la cultura e per l'amministrazione salicese. Grazie. Noi ringraziamo gli assessori del